Amici bellini, buonasera, nel senso vi arriva nel tardi, poi magari ve lo vedete domani, non ci posso fare niente. È successa un'esplosione di nomi oggi e un po' probabilmente anche l'astinenza da calcio, qualcosa deve uscire, ma visto che sono tantissimi e in tutti i ruoli siamo costretti a parlarne. Cominciamo. Poi lo sapete, io più che costretto a parlare non sono costretto a fare niente, cioè tutto libero, però è quella sensazione che mi devo dare un video al giorno altrimenti mi sento in colpa, lo sapete, ve l'ho detto altre volte, e quindi specialmente quando c'è una pausa, perché io stesso mi sento male e cerco nuovi contenuti dove si parla di calcio, mi sto guardando tutte le cose anche delle altre squadre e vorrei dire una cosetta sulla Juve, magari nel finale perché magari non mi interessa. Benvenuto Nello Costantino, grazie a tutti quelli che si stanno iscrivendo nonostante il Napoli sia in pausa, tra virgolette, e ringrazio anche Giovanni che riesce a supportare il canale, oltre alle sue analisi con AI Shed, un supporto concreto, quindi grazie a tutti. Voi non sentitevi obbligati, ma lasciate il like e condividete magari con i vostri amici. Io non ho sentito di grandi notizie di mercato e noi sì, perché col gruppo Telegram siamo sempre aggiornati, ci spostiamo e questo è un po' il quadro dei nomi che alcuni sono usciti nei giorni scorsi, ma adesso aggiungiamo degli altri e Sky, insomma, Di Marzio che poi rimbalzerà una notizia su Tudor. Io ero pronto a fare il video di Mancini per quanto riguarda la Juventus, una situazione di caos totale nella società, la questione di Motta, ma ne parleremo. Portiere, Milinkovic-Savic, Lucca è un ritorno, ovviamente se ne parla da tanto tempo. Marianucci, siamo praticamente certi del suo arrivo. Si insiste con Frattesi. Gatti, qualcuno ci aveva detto sì ma chiedono troppo, quindi sfuma, quindi era durato poco ma resta lì. Beukema è un nome che ricorre in continuazione. Ritorna Zegrova, Paixão, poi non lo so come li vogliamo, li impariamo quando firmano per il Napoli, nomi per bene, del Feyenoord, e ritorna anche Lookman. Allora, con molta calma, tra l'altro era uscita pure sta cosa qua, perché che cosa vuol dire quando poi si fermano i campionati e non ci sono notizie? L'Inter ha un grande interesse, forte interessamento per McTominay. Gossip, però, cioè gossip sembra quasi come a dire vi stiamo dicendo una notizia falsa. Questa è uscita pure sulla BBC qualche giorno fa, è stata ribalzata sul gruppo oggi, dicendo addirittura lo vogliono shippare al Napoli. Poi quando usate dei termini, shippare significa che non lo pagate nemmeno, perché di solito l'Inter non compra, l'Inter punta a dei parametri zero, gli dà tanti soldi di ingaggio, paga le commissioni agli agenti, ma un acquisto pesante pagando il prezzo di un cartellino l'Inter è un po' di tempo che non l'ho fatto, col portiere, ma non altro. Quindi questa storia qua credo che lasci un pochino il tempo che trova, anche perché a quel punto sono minimo 70, è appena arrivato, grande impatto, così l'hanno pagato 30, 70 e si scoraggia perché che diamine, diciamo che diamine. Allora spostiamoci un secondo, vabbè, perché insieme a voi volevo un attimo valutarle queste cose. Allora, il Paixão, qualcuno aveva detto, mi pare Modugno, insomma questo confermerebbe la questione Elmas, nel senso che il Napoli ci aveva pensato già, però essendo extracomunitario, perché parliamo di un brasiliano, io poi ci tengo a dirlo prima perché spesso quando apro le pagine non trovo, magari tengono un passaporto portoghese, non lo sappiamo, però lui gioca proprio per il Brasile. Qua leggo cittadinanza brasiliana, se non escono altre notizie, ecco perché non era possibile farlo a gennaio, e sarebbe una conferma che non avremmo potuto nemmeno prendere Elmas perché c'era il limite degli extracomunitari. Insomma, lo abbiamo visto in Champions col Feyenoord, un trottolino fumeggiante che va dappertutto, che sfugge, che c'ha il dribbling, un po' bassino se vogliamo, 1,68, questi qua quando non hanno una grande fisicità nel calcio di oggi devono essere proprio superiori, ma proprio tanto a livello di tecnica, di dribbling
e di velocità, perché altrimenti non resisti, non arrivi a questi livelli se non hai fisicità e poi non hai nemmeno la tecnica. Quindi sotto questo punto di vista dovrebbe essere una garanzia, e parliamo di un 2000 che farà quindi 25 anni. Qui lo portano anche come possibilità a destra, perché adesso quando parliamo di mercato un po' quello che si stanno chiedendo tutti è: ma con quale modulo, quelli che non mettono in discussione la permanenza di Conte, con quale modulo Conte vuole poi affrontare il prossimo anno? Vuole confermare il 4-3-3, vuole sviluppare un 4-2-3-1, vuole ritornare alla difesa a 3, ma concretamente io sono stati un po' di giorni un po' tristi, perché dopo l'approfondimento con Ferré, una delle interviste per me più belle, io mi rendo conto che però non arriva a tutti, e anche quando arriva a tutti posso non essere d'accordo con me o con Ferré, però ho visto un po' di trasmissioni e purtroppo il 90% delle telefonate dei tifosi del Napoli, il 3-5-2 non ci ha convinto. E quindi ragazzi, io mi sento sconfitto perché non arriva il modo in cui io vedo le partite, e altri, perché io posso sbagliare, però quando gli addetti quelli che fanno le analisi lo vedono e lo dicono. Insomma, mi manca Paolo Del Genio. Ecco, questo volevo fare un saluto a Paolo, che si sta collegando più che altro da remoto e sta mancando un po' nelle trasmissioni. Poi gli altri si arrabattano, ma i tifosi gli dicono il 3-5-2 e i giornalisti dicono: hai ragione, 3-5-2 c'ha questi limiti. Allora quindi questo è Paixão. Dopodiché Zegrova, io sto cominciando a guardare un po' di immagini di Zegrova. Similmente è uno di quelli che sta sulla fascia e c'ha il dribbling e così, ovviamente dall'altra parte, cioè il mancino, ecco la zona Politano, la zona Ngong, la zona Yamal, eccetera eccetera. Però è un giocatore molto che c'ha impatto anche fisico, lui, perché è 1,80 e c'ha grande tecnica, c'ha dribbling, c'ha spunto, e anche qui vedete c'è un po' di duttilità, che potrebbe giocare anche a sinistra, però la situazione sua dove si esalta alla grande è proprio, cioè, sulla fascia destra, con la possibilità di rientrare. In questo caso vedete Kosovo, ma anche Germania, quindi non ci dovrebbe essere problemi. Qua parliamo di 25 milioni, vediamo se poi resta questa la situazione, perché lo sapete che il Lille, bisogna ragionare anche da dove li prendi. Insomma, forte, 25 anni, Zegrova sì. Poi un approfondimento su Beukema bisognerebbe farlo, o Beukema se volete, olandese, niente da dire, proprio il classico difensore centrale. È salita parecchia la sua valutazione, ovviamente con il Bologna che fa molto bene. È chiaro che sono un paio d'anni che fa bene Beukema, insieme anche a Lukumi, insieme poi l'anno scorso a Calafiori, insomma si è fatto vedere. 1,88, 26 anni, quindi vedete qua la media, insomma sono giocatori fatti e finiti. Noi punteremo probabilmente su uno, come il Napoli fa tutti gli anni, come Marianucci, che è un under, ma qua stiamo parlando tutti di 24, 25, 26. Ecco, non andiamo a scavallare di nuovo i 30 anni, operazione Lukaku per esempio, ma questi sono giocatori per il presente, che vanno a inserirsi in una rosa e poi devono essere pronti immediatamente. Stesso dicasi per Lucca, anche lui del 2000, ovviamente conosciamo tutto di Lucca, perché non solo gioca nel campionato italiano, ma essendo un attaccante uno se lo guarda di più, se lo compra al fantacalcio. Quest'anno siamo arrivati a 12, compresa la Coppa Italia, gol e 2 assist, quindi in Serie A parliamo di 12 partecipazioni al gol. Poi ovviamente dipende da dove giochi, però se poi vai a ragionare, con Lukaku 8 assist e 10 gol, siamo già a 18 così. Però Lucca è uno di quelli che secondo me, se tu lo affianchi a Lukaku e si dividono un pochino meglio i minuti, perché mi rendo conto che si guarda nell'anima Conte e con Simeone non se la sente di dividersi. Lukaku è troppo importante per il tipo di gioco che fa. Quando adesso si sta parlando molto di Osimhen, dice Osimhen da solo ha fatto più gol di tutti gli attaccanti del Napoli. Sì, mi rendo conto, il dispiacere di non aver avuto Osimhen a disposizione per Conte, avremmo raddoppiato i gol fatti rispetto a Lukaku. Però nell'ipotesi mi piacerebbe anche pensare che Osimhen non so se riesce a fare quel lavoro che Conte chiede a Lukaku di sponda, di far salire la squadra.
Osimhen è un terminale offensivo, Lukaku non sta facendo il terminale offensivo, sta facendo il regista offensivo. Di conseguenza, se hai Osimhen rispetto a Lukaku, o se cambi caratteristiche del prossimo giocatore, gli devi far fare un gioco diverso. Di conseguenza non so se poi avremmo avuto lo stesso impatto da parte di McTominay il momento in cui segnava anche Anghissà, l'impatto di Raspadori sempre che gira intorno a Lukaku. Quindi io so che Lukaku in questa fase della sua carriera ha dei limiti, però se poi dobbiamo andare a cercare le nuove caratteristiche nel nuovo giocatore, nel post Lukaku, o un giocatore da affiancare a Lukaku, bisognerebbe chiedere a Conte: vuoi continuare così, oppure pensi avrai anche un piano B di piano gara, di piano tattico per attaccare, per trovare nuove situazioni e per esaltare ancora di più la tua prima punta? Quindi lo so, uno rimpiange Osimhen perché è fortissimo, fisicamente irresistibile, poi a discapito della sua non tecnica sopraffina fa anche delle cose di atleticità che sembrano impossibili da fare poi a quella velocità, ma ragazzi non ci voleva rimanere, e che ci possiamo fare? Dobbiamo guardare avanti, prenderci più soldi possibili da Osimhen e reinvestirli sul mercato. E poi si è parlato anche di Vania Milinkovic-Savic, e qua è interessante la situazione, perché ho letto sempre opinioni molto diverse sul portiere del Torino. Io tutte le volte che l'ho visto giocare, o contro di noi o quelle poche partite del Torino che ho scelto di vedere, a me non mi è mai dispiaciuto del tutto, anzi mi sembra uno che fa le parate, credo che abbia più parate, siamo oltre le 100 parate in Serie A in questo momento, e oltretutto è dotato di un calcio lunghissimo che non tutti i portieri hanno. Il tiro magari non è che ha una grande, la precisione di Reina nell'impostare da dietro, però se deve fare una pallata Vania la pallata Vania oltre il centrocampo e quasi può arrivare nell'area avversaria, mica male. 28 anni, praticamente come Meret, e si parla di interessamento anche per lui. E la questione dei portieri è decisamente interessante, perché ancora non abbiamo capito la situazione di Meret, non sappiamo che fine farà Caprile. Lì uno aveva pensato, abbiamo sentito Chiachilnavo, il portiere del futuro, lo affianca a Meret, poi dopodiché si prenderà il posto perché Meret poi va in scadenza. Invece niente di tutto questo è successo, perché l'abbiamo dato al Cagliari, il Cagliari può poi andarselo a riprendere, a riscattare, e quindi il Napoli deve ricominciare da capo per quanto riguarda i portieri, e può essere pure che te ne servono due. Insomma, sono tanti i nomi e tante le situazioni, mi fa piacere. Ora questi escono forse troppo presto, quando escono i nomi troppo presto poi dopo sfumano. Mi facevano riflettere su Almada, ve lo ricordate? Almada, se ne parlava del Napoli con grande insistenza, e ieri è suo il golasso dell'Argentina contro proprio Olivera, che ha fatto tutta la partita, penso un'ammonizione nel finale, e insomma se ne parlava tantissimo, e fatta, poi dopodiché sparisce. Quindi quando se ne parla troppo, il nome esce troppo presto, non è detto che sia reale, ma ci sono anche situazioni in cui il Napoli sonda dei profili, magari non si fanno subito, ma poi il Napoli ci ritorna dopo una sessione di mercato o dopo addirittura qualche anno, se non si perdono per strada. Quindi se il Napoli già è al lavoro per farsi trovare pronto l'estate, appena finisce il campionato, non dico appena finisce, però insomma con il nuovo bilancio e con le possibilità economiche che ci sono, sentivo Bellinazzo parlare di 200, quasi 250 milioni pronti per tutto lo attivo che hai fatto negli anni precedenti. Insomma, tra la cessione di Kvara, quella speriamo di Osimhen al più presto, il Napoli avrà possibilità. Poi, se questi soldi, se parte di questi soldi devono andare verso il centro sportivo, ben venga, perché ben venga cominciare a costruire, cominciare a crescere anche a livello di strutture. E quindi se il Napoli fa una campagna acquisti un pochino più striminzita, ma contemporaneamente ci mette sopra un mattone, da me non sentirete lamentele e non sentirete ma devi comprare il giocatore, no, perché là deve essere la coerenza. Abbiamo sempre chiesto, io vi dissi la cosa alle venditi Osimhen e fai lo stadio. Io credo che lo stadio sia difficilissimo, ma per quanto riguarda il centro sportivo sei quasi costretto a fare, e quindi pare che stiamo andando verso questa direzione, salvo poi dire abbiamo cambiato idea perché l'acqua del mare vicino a Castelvolturno e la salinità dà problemi all'erba.
e là vedremo e ne parleremo. Insomma, questo è quanto. Nel finale la riflessione su quello che è il panico che sta succedendo a Torino sponda Juve, perché tutti si chiedono, pare che Motta sia praticamente già esauterato, cioè non ha alcun potere poi decisionale, non ha credibilità più nello spogliatoio. Però tutti si chiedono: ma perché non l'hai poi licenziato, non l'hai esonerato nella sosta, così fai almeno ambientare il nuovo arrivato? Quindi due sono le cose: o fai arrivare un Tudor che si ambienta in poco tempo perché già dell'ambiente juventino, o se devi far arrivare un altro dici vabbè, ma tanto che cosa cambiava, sono tutti con la nazionale. No, secondo me qualcosa cambia, ma ci hanno fatto sapere un'indiscrezione o una lettura della cosa che dice che non lo puoi fare subito, perché se lo fai dopo il Genoa puoi mettere poi la spesa del nuovo allenatore nel nuovo bilancio, così. Quindi stiamo veramente una situazione di grande difficoltà, e io spero che il più tardi possibile si rimettano in sesto, in modo tale che possiamo affrontare il secondo anno con un allenatore che già conosce, quindi non deve ambientarsi assolutamente, sto parlando di Conte, con i presupposti giusti, e magari con una squadra che tra le due competitor che deve comunque ricominciare da capo. La Juventus, vedi poi la situazione del Milan che comunque dovrà rimettersi in sesto, e quindi potrebbe essere un vantaggio. Non diamogli tempo, questa è la mia speranza, non diamogli tempo di risistemarsi, perché prima o poi potrebbe accadere. Quindi vanno sfruttati, il quando va sfruttato secondo me andava fatto anche a gennaio, non siamo stati in grado di farlo o non abbiamo voluto farlo, non fa niente. Guardiamo avanti, ci viviamo questo finale di stagione così come va, e per l'anno prossimo poi vediamo alla griglia di partenza chi ha presupposti e chi ha speranze. Da New York, Valerio Fruito è tutto. È un video leggero, però era giusto per salutarci, perché io stesso dici: ma qualcuno lo fa un video sul Napoli, vedo là, parla solamente della Juventus.